Ciao ragazzi, ieri sera hanno tentato di rubarmi il carico. Di questo ne sono sicuro perché ieri sentivo dei movimenti particolari all'interno del frigo, solo che non volevo uscire perché non si sa mai cosa trovi. E adesso vi faccio vedere, guardate. Ero arrivato da poco, erano 10 minuti ieri sera che ero arrivato alle 10:30, guardate. Hanno cercato, io non ho ancora toccato niente, questa è la situazione, hanno cercato ovviamente di aprire, poi hanno lasciato così e io non potevo scendere perché cosa facevo ragazzi? Cioè purtroppo non ti puoi difendere in questo paese, lo sapete, no? Io sto guardando un po' di cose qua, se hanno provato a fare qualche danno, hanno provato a fare qualcosa, ma vediamo se hanno tentato di rubarmi la benzina, cioè il gasolio, ma non vedo niente. No, perché infatti il gasolio l'avevo controllato ieri il livello, era a posto, però sai, mai dire mai che magari mettono le mani. Adesso io dentro qua avevo una cassa di calamari, allora o sono morti di fame che si sono presi una cassa di calamari che poi era un reso, vabbè, oppure non so, adesso andiamo a vedere. Dentro c'era una cassa di calamari, io non ho ancora aperto, non so cosa trovare dentro. Io avevo sentito che qualcuno era entrato comunque dentro, la sensazione mia era quella. Vediamo. Eccola. Guarda, era entrato dentro, sì ragazzi. La cassa era appoggiata là, su quel bancale in fondo. E questa è la cassa di calamari. Hanno tentato di rubarmi ragazzi. Adesso io chiudo, qua fortunatamente non mi hanno rotto niente. Forse è meglio che non c'era il lucchetto, perché se c'era il lucchetto mi desfavano la maniglia del portone. Posso dire, non so neanche io cosa dire, cioè purtroppo sono cose che non vuoi che succedano e quando succedono per la prima volta ti toccano. Io li avevo visti dalla tendina, l'avevo un po' rimossa per vedere se appunto cosa stava succedendo e avevo ragione. Non ho parole.